convention dell'incontro annuale dei friulani nel mondo. Davvero un benvenuto a tutti voi. Siamo ospiti quest'anno di questo giovanissimo comune che è Valvasone Arzene. Siamo in Friuli, ma chiaramente l'aria che si respirerà in questo fine settimana sarà davvero particolare. Ci sarà la possibilità qui da Valvasone Arzene davvero di gettare lo sguardo un po' su tutto il mondo, con 4 continenti rappresentati, almeno una quarantina di fogolardi, 15 diversi paesi del mondo. Quindi davvero un'atmosfera magica in queste giornate. Allora, questo weekend ci sarà spazio ovviamente per l'incontro, per il confronto, per la riflessione, naturalmente anche per la convivialità, altro elemento fondamentale di unione tra tutti i friulani che si ritrovano ogni anno. Il tema di questa convention è tipicamente friulani nel mondo. E come verrà sviluppata? Vi racconteremo un po' delle eccellenze friulane che sono conosciute in tutto il mondo, e questo in diversi settori, dall'agroalimentare fino alla cultura, dall'artigianato fino ai settori più innovativi della tecnologia, sempre con un marchio che è quello che veicola i valori, le caratteristiche, le tipicità di questo Friuli. E prima di entrare nel vivo e di presentarvi poi i testimonial di questa parte del Friuli, un saluto da parte delle autorità, a partire ovviamente da chi ci ospita. Quindi chiamo qui vicino a me il sindaco Marcus Maumà, il sindaco di Valvasone Arzene. Grazie mille. Pensi che poi c'è Grancia in Furlan, no? Sì, ecco. Forse alle P internazionali di tutti gli lenghi, in questo caso, ecco. Allora, veramente vi dai il benvenuto, il ben rivaschi a Voleson Darzin, innanzitutto al Presidente Lucci, all'assessore alla cultura della Regione Friuli Venezia Giulia Gianni Torrente, e tutti tanti sindici che sono qui che si a Toro, qualche rappresentante di altri comuni, mi fa veramente piacere. Un benvenuto e ben arrivato senza tutti i relatori. Grazie intanto per l'argomento che mi interessa particolarmente, perché c'è chi sta facendo un tentativo di promuovere un prodotto che si chiama Voleson in un boccone, che è un plat fatto dove con prodotti fatti a chilometro zero dentro il nostro paese. E quindi sicuramente il convegno mi interessa, perché potrà collaenza non dare qualche suggerimento. Io tengo il presidente della Confindustria qui, quindi veramente super rappresentato, mi fa veramente piacere. E vi ringrazio, Presidente, perché vi accettato di venire qui a Voleson Darzin per più motivi. Il primo sicuramente è quello di battiare in qualche maniera attorno al mondo il nostro paese, che si chiama Voleson Darzin, che è uno dei paesi dal Friuli che è nato dalla fusione di due comuni, Voleson e Darzin. Dal 1 gennaio 2015 e si donza insieme, un po' come che fanno in Furlan quando vanno attorno al mondo, no? Quando è un momento di difficoltà si mette donza, ecco, e vi capite come amministrazione che per poter andare davanti bisogna di mettersi donza e darsi una mano un con che l'altro. Dopo per noi un'opportunità per farvi conoscere il nostro paese, che è fatto di 3 realtà, Darzin, San Lorenzo e Voleson. In particolare siamo qui a Voleson, che è uno dei bordi più belli d'Italia, onde è 270 in tutta Italia, e allora per noi è un'occasione di farvi conoscere il nostro paese e poter doprare questa struttura che vi appena restaurata grazie ai tanti contributi che ne ha dato la Regione in tanti anni, che è il Cistel di Voleson. E dopo Isarin Parzora avremo l'opportunità di sebbene le robe che hanno fatto Furlan e tanti anni, perché questo Cistel ha la vostra secolo di storia, e è un teatrino dalla fine del Seicento che merita veramente di essere dovuto, e dopo sono tante altre robe dal paese che spero che avrete l'opportunità di conoscere. E dopo il grazie più grande vi lo dai, perché diciamo una volta mi permettete di pensarsi dai nostri migranti che vengono venuti e che vinciamo adesso, perché sono tanti giovani che acciappano la valise e vanno attorno al mondo adesso. E
come comunità sicuramente vi l'opportunità di poter pensare personaggi che ne hanno dato veramente lustro come tanto Furlan sotto al mondo, un Suducius Ribertoia che è conosciuto in tutto il mondo, a New York all'aeroporto ti rivista è un'opera di Ribertoia proprio per capire, e è nasciuto qui a San Lorenzo in questo caso. E dopo viene una grande azienda che è la Iacuzzi, che sono partiti da Voleson, che è il CAS, e viene un super personaggio che è il crowd che arriverà, che è Ezio Fogo, Ezio Bortolussi, che è di Dargen. Allora, in questo li vieni tutti insieme i tre paesi. Allora, veramente vi ringrazio per aver accettato di venire qui, e ringrazio anche l'organizzazione Cristian, Francesca che si sono prodigati, e vi augurei una buona giornata e come è un po' il motto che secondo me viene sempre da pensarsi: viva il Friuli e viva i Furlans Palmonte. Grazie. Allora, la sai mi di domone robe, cui calul vuoi al fevele pal Furlan. Chi preferisce l'italiano usa l'italiano, così abbiamo smarcato anche questa. Chiamo accanto a me l'assessore regionale alla cultura Gianni Torrenti per un saluto. Grazie per essere qui. Grazie a voi. Grazie. Qualcuno ci siamo già visti ieri a Villa Manin, diciamo comunque ovviamente benvenuti a tutti, diciamo che in qualche modo il sindaco ha già riepilogato quello che si poteva dire. Quello che interessa a noi e che saremo lieti è che questi momenti di incontro e di festa poi possano lasciare anche delle indicazioni a noi qui sul come cercare di lavorare meglio assieme anche in prospettiva rispetto un po' a tutte le relazioni e al modo che noi cerchiamo di porci nei confronti Friuli del mondo. In questi anni abbiamo cercato assieme all'Ente Friuli e anche dalle altre associazioni che vi rappresentano in giro per il mondo, di riuscire a interpretare in modo un po' più contemporaneo e più moderno anche le relazioni fra noi e i friulani che ci sono in giro. Questo con un riconoscimento, tipo ad esempio le principali missioni che abbiamo fatto all'estero, da Sud America ad altri luoghi, abbiamo cercato anche negli Stati Uniti, abbiamo cercato di accompagnare anche degli incontri con i friulani del mondo in modo tale da poter capire anche in che modo possiate essere non solamente residenti lì orgogliosamente mantenendo le radici, ma anche funzionali, una relazione di tipo economico, politico, culturale con i paesi di residenza, di cui credo che poi ciascuno si senta cittadino. Ciao Stefano. Quindi in questa logica io spero che tutti questi momenti di riflessione che avrete anche di incontro semplicemente ci lasciano anche alcune indicazioni, e non solamente quindi qualcosa che portiamo da qua a là, ma qualcosa che ci torni indietro, perché ovviamente ormai i paesi in cui vivete, lavorate eccetera hanno anche qualcosa da insegnare a noi, quindi una bilateralità di esperienze che non sia semplicemente in qualche modo portare tutto ciò che è friulano o giuliano nel caso di altri nel mondo, ma anche di capire di chi vive dall'Argentina al Brasile, dal Belgio agli Stati Uniti al Canada o all'Australia, di che cosa ritiene che in quei paesi ha avuto come esperienza positiva per poter insegnare qualcosa a noi. Quindi vi ringrazio intanto di questa folta presenza in un posto bellissimo, appunto, che poi io conosco bene Castello perché ci siamo stati un paio di volte, però per me è il debutto in questa saletta qua, che tra l'altro vi sento silenziosissimi, vi ringrazio perché essendo una saletta fatta a botte e anche molto numerosa, quindi prevede da parte di tutti noi un grande rispetto degli interventi degli altri. Grazie mille. Grazie. Mi riallaccio proprio a quanto diceva l'assessore per dire un po' come cercheremo poi di sviluppare questa chiacchierata quest'oggi. Giustamente qui in Friuli Venezia Giulia, l'Ente Friuli nel mondo, la regione e non solo, si interrogano su cosa poter fare di concreto per i tanti friulani che si trovano all'estero. Però poi c'è giustamente anche un'altra prospettiva e la tratteremo, la sviscereremo quest'oggi, che è quella di che cosa possono fare proprio in virtù di quel legame fortissimo che innegabilmente hanno tutti i friulani che vivono all'estero con la loro terra, che cosa loro possono fare per anche la promozione del territorio inteso in senso generale a 360 gradi, ma anche per quello che qui si produce, come si diceva prima, dall'agroalimentare per arrivare fino all'artigianato. Chiamo l'europarlamentare Isabella De Monte qui vicino a me per un saluto
e un legame stretto quello con Valvasone, peraltro, nel suo caso. Sì, veramente grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno Sindaco, grazie Presidente per questo invito, mi ha anticipato questa chicca, devo dire è un piacere sempre essere presente ai vostri incontri annuali, quando io posso vengo molto volentieri, ma quest'anno ci sono venuta veramente col cuore, perché mia mamma è originaria proprio di Valvasone, abitava qui alla Torre, quindi ho passato qui una buona parte della mia infanzia, e devo dire che Valvasone, oggi Valvasone Arzen è cresciuta, è diventata sempre più bella, davvero una vetrina, una delle nostre vetrine più belle di questa regione. Dicevo, vi porto il saluto, è davvero un piacere per me, perché lo porto davvero come rappresentanza parlamentare che oggi ci vede anche protagonisti proprio dei rapporti che ci sono anche con molte altre realtà del mondo. Voi sapete, si parla di Europa non solo come continente, ma proprio come istituzione che non ha ancora raggiunto l'obiettivo sperato, che è quello di essere davvero unita, di essere davvero concreta anche nel portare avanti delle politiche che oggi sono molto ancora in capo agli Stati membri, ma ha una funzione che forse è meno conosciuta, cioè quella di dialogo e diciamo anche di diplomazia con altri paesi del mondo. Ci sono delegazioni praticamente che coprono tutti i continenti. Io faccio parte ad esempio di Eurolat, che è la delegazione che riguarda Europa e America Latina, ed è stato anche in occasione proprio di una di queste delegazioni in Uruguay che ho avuto modo anche di incontrare delle persone di prima generazione, seconda e terza, proprio provenienti dal nostro Friuli. Questo fa capire molte cose, ecco, fa capire davvero come siamo anche cresciuti attraverso queste generazioni, come ci siamo fatti conoscere, che con le nostre capacità, con la nostra sensibilità, con tutto quanto insomma ci appartiene e che ci rende orgogliosi di essere friulani. Aggiungo, dovremmo essere forse meno timidi e meno modesti, perché non abbiamo assolutamente niente da invidiare né come Italia né tantomeno come Friuli Venezia Giulia rispetto a tante altre realtà. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che siamo, di quello che rappresentiamo. Oggi lo sentiremo, no? In questa tavola rotonda, e quindi dobbiamo credere nelle nostre potenzialità e lavorare insieme proprio anche come istituzioni per far sì che queste capacità possano trovare la loro strada. Concludo dicendo che davvero da rappresentante friulana, il mio sogno tra l'altro è riuscire a parlare al Parlamento europeo in friulano, ogni tanto qualche timore solo per il fatto che gli interpreti, le 24 cabine non comprendono questa lingua e non possono pertanto tradurlo nelle altre lingue ufficiali, ma ecco, non dobbiamo dimenticare che l'Europa vera è l'Europa dei popoli. L'Europa non è delle nazioni, non è degli Stati membri, non è dei capi di Stato e di governo, ma l'Europa dei popoli. Nel lontano 90 è stata approvata ad esempio la Carta europea delle lingue minoritarie. Devo dire, in Italia ancora attende il recepimento, ma è un qualche cosa non semplicemente per alzare una bandierina, ma per dire che l'identità, la cultura, l'appartenenza sono un valore davvero europeo. Per cui in questo senso devo dire dobbiamo ancora molto lavorare, e penso però che la strada sia quella che dobbiamo perseguire come anche oggi, cioè nel portare sempre appunto all'attenzione quello che siamo e i valori e l'identità appunto dei nostri popoli. Grazie ancora davvero di questa giornata, per la splendida scelta, e da parte mia la massima disponibilità a tutto quello che può essere fatto anche in queste relazioni internazionali per far sì che appunto le distanze non siano distanze ma siano un qualche cosa invece che ci rende più forti e più uniti nel far valere insomma quello che sono i friulani nel mondo. Grazie. Friuli a portare un saluto. Grazie, buongiorno a tutti. Ma io vi voglio confessare una cosa: vivo ogni anno questa convigne come un miracolo che si ripropone ogni 12 mesi, ed è un miracolo perché si basa proprio su un richiamo naturale, è il richiamo delle radici, è il richiamo della storia,
è il richiamo del nostro passato, è il richiamo dei nostri antenati, ma è un richiamo che senza nessun tipo di forzatura si trasmette nelle generazioni e ci si ritrova ogni anno in questa nostra splendida regione che è il Friuli Venezia Giulia. E allora sentite anche l'emozione che mi prende, perché io l'ho vissuto da parecchi anni questo incontro e ogni anno mi sorprende. Quest'anno avrà modo di sorprenderci ancora di più, perché va verso una direzione che è una direzione per me straordinaria, assolutamente in linea con quelle che sono le aspettative dei nostri tempi. La Fondazione ha un rapporto storico di vicinanza con l'ente Friuli nel mondo ed è un rapporto di grandissima soddisfazione, di grande entusiasmo e da grande tifoso dell'ente Friuli nel mondo. Grazie. Grazie. È il momento del Presidente Adriano Luci, che invitiamo qui per raccontarci un po' lo spirito, no? Che anima questa convention e per raccontarci anche di alcune importanti novità. Buongiorno a tutti. In questi giorni mi sono chiesto cosa avrei potuto dire in questa bellissima occasione e non ho trovato, non lo so ancora, e ho pensato che quello che verrà fuori dal cuore sarà quello che probabilmente è la cosa più giusta. Sindaco, grazie per l'entusiasmo che hai dedicato a questa organizzazione, grazie per il benvenuto che ci hai dato. Do un saluto di cuore a tutti gli amici friulani che sono venuti da ogni dove. Ieri sera ci siamo incontrati, eravamo in 70, una cosa fantastica. Rappresentati tutti i continenti, una cosa eccezionale. E quindi grazie Assessore, grazie anche per le sue parole, grazie anche per quello che la Regione in questi ultimi anni ha cercato di fare per le nostre organizzazioni, magari dandoci anche qualche piccolo insegnamento che sicuramente è utile. E allora voglio dare un benvenuto anche al Pier Giorgio Zannese, che è in rappresentanza delle fasce, perché una delle novità di quest'anno è proprio questa volontà di lavorare insieme. Io credo che noi non siamo friulani di qua, di là, poi su o poi giù, o sin furlans. E quindi avere confini all'interno del nostro territorio credo che non sia assolutamente accettabile. È una cultura che non mi appartiene e quindi gli sforzi saranno proprio quelli di arrivare a un lavoro congiunto. Ognuno di noi ha le sue peculiarità ed è giusto che vengano rispettate, però poi i lavori si possono fare insieme e questo credo che sia l'auspicio, l'augurio e la volontà di tutti noi. Perché abbiamo deciso e pensato, un caro saluto alla mia vicepresidente vicario, che con tanta stima collabora con noi, con me in ogni occasione, e a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e della Giunta che oggi vedo qui numerosi. Perché abbiamo pensato di parlare del tipicamente friulani nel mondo? Siamo in un momento in cui il termine globale da un lato ci spaventa, da un lato ci affascina, dall'altro ci vuole forse uniformare. Allora io non sono per il fatto di uniformare. Io sono per l'apertura. Quando si dice che il mondo è aperto mi sta bene, che è globale magari sono un po' più scettico. Perché uniformare significa che qualsiasi cosa avviene in un posto può ripetersi in un altro. È un po' come quando si va a fare degli acquisti. Una volta, se ricordate, tanti anni fa, si andava in un paese e si comprava quella cosa che ricordava, che ti faceva capire che eri stato in quel posto. Oggi tutto lo trovi ovunque e quindi questa uniformità probabilmente io non la vivo bene, E quindi perché tipicamente? Perché tipicamente sta a dire che noi siamo fatti in un certo modo e quindi dobbiamo difendere la nostra cultura, la nostra storia, le nostre origini, il nostro modo di essere, ma lo possiamo fare in maniera molto aperta, confrontandoci e cercando di mettere, come abbiamo cercato di fare oggi, in vetrina, sul piedistallo, le eccellenze che noi abbiamo. Le presenterà poi la direttrice di Telefriuli, ma sono tutte qua e ognuno di loro ha delle storie eccezionali da raccontare, per come da tipicamente friulani sono stati capaci di fare delle imprese ciclopiche in giro per il mondo e continuano a farle in tutti i campi, dall'arte, lo sport, l'artigianato, l'industria,
Quindi credo che ci sia molto da dire. Ecco, questa è la nostra intenzione di oggi, proprio quella di mettere al centro dell'attenzione questo modo di vedere le cose, giusto o sbagliato. Questo, noi lo vediamo in questo modo. Ecco. E penso che il confronto potrà darci anche degli spunti, Assessore, per cercare di progettare un futuro, perché il vero obiettivo che noi come ente abbiamo è quello di essere utili, ma dobbiamo essere utili sì ai friulani che sono qui, ma soprattutto ai friulani che sono fuori. Allora in questo senso, proprio perché ci piace rappresentare una situazione unita, abbiamo la volontà di rappresentare un territorio nelle sue molteplici sfaccettature, abbiamo accolto con diciamo, entusiasmo l'ingresso nella compagine sociale di Confartigianato Udine e di Confindustria Pordenone. Questo sta a significare che il mondo viaggia sulle relazioni, il mondo viaggia sulle buone relazioni, e più sono buone le relazioni, più sono buone le occasioni per le persone di avere occasioni di qualsiasi tipo, sia lavorative, sia culturali, sia di scambio, di qualsiasi tipo. Quindi io credo che questo modo di fare ci possa aiutare anche in un contesto di difficoltà. Ormai è inutile parlare di crisi, perché la crisi è partita nel 2007-2008 ed è continuata, ma ormai non si chiama più crisi, si chiama cambiamento. Non è crisi, è cambiamento. Quindi anche noi dobbiamo correre a cercare di adeguarci a quello che è un mondo in veloce cambiamento, e chi più riuscirà ad accettare questo probabilmente meglio starà. Vorrei anche ricordare delle persone che hanno fatto grande il nostro Friuli e che penso questa sia l'occasione giusta per ricordarle. E la prima fra tutte è il professor Marzio Strassoldo, che è stato presidente dell'ente dal 2004 al 2006. Poi c'è una persona che ha fatto grande il paese dove è stato ospitato, il Canada, che è Primo Di Luca, ma ha fatto grande anche il Friuli. È stato un uomo che nel periodo del terremoto ci ha dato un esempio di solidarietà che da poche parti si vede, e quindi credo che ricordarlo sia doveroso per tutti noi. Poi c'è Gino Mirolo di Canberra, Alessandro Secco di Milano, Lino Andrighetti di Monza, Angela Papai, fondatrice con il marito del Fogolar di San Paolo do Brasil, Adalberto Redolfi del Fogolar Costa in Valle del Cubut, Italo Fossaluzza del Fogolar di Londra e, ultimo ma sicuramente non ultimo, Don Domenico Zania, altissimo cantore della nostra terra e dell'identità friulana, da sempre prezioso, veramente prezioso collaboratore dell'ente Friuli nel mondo. Io ringrazio tutte le persone che collaborano in giro per il mondo con l'ente, ringrazio le persone che a fianco a me contribuiscono a cercare di dare un supporto a chi ogni giorno ci chiama da qualsiasi parte. E poi volevo anche sottolineare l'apertura dell'ultimo Fogolar, che è il Fogolar di Vienna, e anche di San Francisco, il Fogolar di Furlan di San Francisco nella provincia di Córdoba. Abbiamo in animo altre due iscrizioni, che sono quello di Malta e di Monaco, quindi vuol dire che anche l'ente in qualche modo deve essere capace di accompagnare diciamo, le relazioni a fianco della nuova immigrazione, del nuovo modo di essere immigrato, senza dimenticare chi è stato immigrato in un certo modo, e quindi adeguarsi a un cambiamento anche in questo senso, perché accompagnare la nuova immigrazione significa parlare in altro modo rispetto al passato. Questo non significa che non si possa fare, anzi cercheremo sempre di farlo al meglio. Allora io mi accingo a terminare e a ringraziarvi veramente di cuore per questa presenza così numerosa. C'è anche un'altra sala collegata in diretta che ci fa particolarmente piacere. Da qui voglio dare anche un segnale di serenità e di tranquillità nei rapporti tra le varie istituzioni e tra le varie associazioni. Questo anche per dare alla politica la possibilità di non pensare alle beghe, bensì di pensare ai progetti, quelli seri, quelli veri, quelli che si possono toccare con mano. Ringrazio di cuore il Presidente e amico
prima di tutto Giuseppe Morandini, perché effettivamente la Fondazione è sempre stata al nostro fianco e sicuramente, mi auguro, come dalle tue parole, insomma, sicuramente lo sarà in futuro. Per noi è fondamentale, per noi i soci sono tutto e quindi nel rispetto delle regole e anche dei rapporti noi cercheremo di dare il massimo a quelle che sono le poche risorse che sono disponibili e che quindi devono essere massimizzate, no? Quindi è un impegno e una responsabilità nostra. Ringrazio anche la provincia di Udine che sempre ci ha supportato, ci ha dato il suo appoggio tramite il presidente Fontanini. Non mi resta che augurarvi un buon incontro e anche una buona festa per domani, perché è la nostra occasione e quindi dove faremo festa. Domani è festa, oggi magari parliamo un po' più serio. Grazie e benvenuti a Valvasone. Grazie. Allora, ancora un paio di passaggi prima di entrare nel vivo. Visto che si parlava di alcune novità, chiederei a Michelangelo Grusti se vuole dare un saluto, visto questo nuovo ingresso nella compagine. Presidente di Un'Industria Pordenone, prego. Beh, innanzitutto saluto il mio amico sindaco, l'europarlamentare, l'amico Torrenti, assessore regionale, e poi Adriano e tutti voi. Adriano in particolare perché è stato lui a fare in modo che Confindustria Pordenone entrasse nel Friuli nel mondo. L'ho fatto credendoci, ritenendo che fosse un passaggio necessario proprio per dimostrare come questo territorio vuole restare unito, come il Friuli è capace di stare unito. Vedendo il sindaco di Valvasone mi sono ricordato quando i primi anni '80 ero giovane sindaco di Casarsa e ospitammo uno di questi eventi. Allora c'era Valerio ed eravamo proprio agli inizi di questa separazione tra le organizzazioni di Pordenone e Valerio era fortemente, non dico, era sanguigno, quindi voi lo conoscevate, era fortemente irritato da questa condizione. E devo dire che oggi invece l'occasione è proprio opposta. Stiamo costruendo i ponti per mettere insieme le rappresentanze dei nostri migranti. Ci mancherebbe solo che, oltre alle nostre piccole, miserabili divisioni locali, alimentassimo anche quelle dei nostri amici che stanno all'estero. Quindi ben venga questo pranzo, perché poi noi siamo abituati con i piedi sotto la tavola a trovare le intese migliori, vero Adriano? E ci abbiamo lavorato per arrivare tutti quanti, per arrivare a questo obiettivo, e quindi oggi è sicuramente un nuovo inizio. Voglio dirvi di più, noi riteniamo che voi siate dei rappresentanti autentici di uno straordinario territorio industriale e manifatturiero qual è quello della nostra regione, e quindi potete diventare anche soggetti di diffusione del Made in Friuli oltre che del Made in Italy, al quale noi siamo ugualmente legati, e quindi avremo modo di incontrarci nei vari territori proprio per approfondire anche questa parte rilevante della possibile interazione tra un'associazione come la nostra e una realtà così importante come la vostra. Se penso che quando uno va a New York vede le Twin Tower pensa che c'è tanto Friuli là dentro, tanto Friuli, vuol dire che insomma siamo in cima al mondo, ecco. Voglio dire solo un'ultima cosa che ci tenevo a trasmettervi. Io ricordo quando ci fu la grande crisi dell'Argentina, tutta questa regione si mobilitò per trovare le possibilità e le condizioni per sostenere le famiglie, i giovani. Abbiamo ospitato qua tantissimi ragazzi che venivano dall'Argentina quando c'era di nuovo una recrudescenza di una miseria quasi assoluta. Oggi abbiamo un altro paese che è il Venezuela, dove ci sono tanti nostri amici, tanti nostri fratelli, e mi pare che ci sia una grande disattenzione della politica mondiale su quello che sta succedendo in Venezuela, dove la gente ha la fame, non ci sono cose elementari, le medicine eccetera. Chiedo qua a Torrenti, ma chiedo a tutti noi di sviluppare insieme una grande iniziativa per sostenere i friulani d'Argentina, del Venezuela. Questo è un impegno morale che dobbiamo avere, perché in questo modo dimostriamo di essere una comunità che aiuta chi è in difficoltà, e quindi questo chiedo alle istituzioni. Noi faremo la nostra parte,
e chiediamo all'Ente Friuli nel Mondo che assieme a noi si impegni su quel terreno che oggi è l'elemento più critico della nostra presenza a livello mondiale. Grazie. Non è iniziato il dibattito, è solo per ricordare una cosa molto importante e lo devo proprio alla Regione. Ieri c'è stata la prima giornata dell'emigrante, quindi la Regione ha inteso mettere in vetrina sul piedistallo gli emigranti che sono sparsi in giro per il mondo e ha dedicato una giornata a Villa Manin proprio per loro, Friuli Venezia Giulia. E in quell'occasione c'è stato un professore di origini friulane, ma di Caracas, che ci ha portato la testimonianza e è stato messo proprio al centro dell'attenzione il paese Venezuela, e credo che quanto tu hai detto corrisponda effettivamente a un impegno morale che noi tutti abbiamo, perché su questa cosa c'è un silenzio che veramente è assordante, no? È assordante. Ecco, credo che anche da Valvasone, sindaco, penso che si possa lanciare un messaggio, perché di questa cosa bisogna parlarne di più e vedere effettivamente che cosa nel nostro piccolo possiamo fare. Grazie. E si parlava anche di questo abbraccio, no, tra Ente Friuli nel Mondo e Fasci. Allora volevo chiedere a Pier Giorgio Zannese se vuole, ecco, dire due parole, prego. Sarò brevissimo per non togliere spazio alle tante cose che dovremo ascoltare in questa mattinata. Io voglio solo ricordare che l'Ente Friulano Assistenza Sociale e Culturale e Migranti di Pordenone ha 110 anni, è stato fondato proprio nel 1907 da un signor Giacomo Coccolo, nato a San Vito al Tagliamento, che è stato il primo sacerdote incaricato da Papa Pio X perché accompagnasse i bastimenti che partivano verso le terre di emigrazione, e lui fondò poi subito nel 1905 l'associazione Società dei Missionari d'Emigrazione Sant'Antonio di Padova, che accompagnava e formò anche i sacerdoti che andavano oltremare, accompagnavano i nostri emigranti, e poi questo discorso è continuato perché parecchi nostri sacerdoti sono ancora là e voi li conoscete e li incontrate ancora, sì, quelli di nuova generazione. Ecco, questo è importante perché noi oggi celebriamo anche come EFAS anche il 40° anno degli appuntamenti annuali, e quest'anno abbiamo come tema appunto dai bastimenti a vapore ai voli low cost. Ecco, lasciatemi dire ancora due cose importanti, che è quella che è avvenuta con la caduta del muro. Ecco, con la caduta del muro l'ente pordenonese Migranti appunto si è impegnato a scoprire cosa stava succedendo di là, e siamo stati sorpresi perché andando in Romania, dove tra l'altro abbiamo fondato ogni anno, uno all'anno, 18 segretariati, abbiamo trovato i nostri ex connazionali ridotti non solo alla fame e alla miseria, ma umiliati prima di tutto dalle ambasciate, umiliati da un regime crudele, per cui avevano ottenuto, una volta entrato il comunismo in quella meravigliosa nazione, soltanto 10 giorni per ripartire per l'Italia con una semplice valigetta. A quelli che sono rimasti sono stati ritirati i passaporti e anche la posta che spedivano a casa i loro familiari veniva censurata, per cui loro per 50 anni sono stati dimenticati da tutti e soprattutto anche dalle nostre massime autorità. Ecco, abbiamo scoperto questa realtà, abbiamo fondato 18 segretari, cioè li hanno fondati loro, perché ogni anno ricevevamo telefonate per dire: ma perché siete andati a Craiova e non venite a Bucarest e non andate e quindi adesso
vivono la loro vita autonoma e hanno trovato in questo un nuovo modo di avere rapporti con il mondo libero. Ecco, volevo anche ricordare che attraverso anche questa iniziativa, si parlava di solidarietà adesso, questa iniziativa abbiamo anche organizzato la spedizione di una ventina di tir di materiale vario, dalle medicine ai vestiari, ai mobili o d'altro, che per 10 anni ha continuato e quindi è stato molto utile per questa terribile realtà. Ricordo ancora in modo particolare poi il progetto nato e fatto assieme all'Ente Friuli nel Mondo 8 anni fa, quando, e Christian è buon testimone, quando siamo andati in Siberia, dove abbiamo anche lì scoperto la realtà della nostra gente che ha costruito la ferrovia transiberiana. Ecco, allora, proprio per questo è importante quello che è stato annunciato anche dal Presidente Lucci. Ecco, allora queste due maggiori associazioni, Ente Friuli nel Mondo e EFACE, che le maggiori associazioni che rappresentano i friulani nel mondo, ecco, adesso da domani si sono messe assieme e celebriamo per la prima volta la festa assieme. Ecco, una volontà patrocinata e voluta dalla Regione, io ringrazio l'assessore Torrenti, voluta dalle attività produttive Agrustine e buon testimone, e quindi, ma soprattutto voluta da voi, perché siete stati voi che nelle vostre realtà non capivate questa concorrenza, ecco, che l'avete considerata sleale. Ecco, voglio solo ricordare che la bella festa di ieri, quando io ho attraversato Torrenti il tagliamento, mi ha fatto capire che non esiste più il confine di qua e di là del lago, e quindi da ieri, ecco, siamo diventati tutti amici e andiamo avanti per una strada veramente importante. Io rendo disponibile il mio ente, l'ente al quale io sono associato, per andare avanti con progetti comunitari, con iniziative comunitarie, di modo che al mondo e anche alla realtà, alla nuova realtà, soprattutto noi investiamo moltissimo con i giovani, alle realtà giovanili, ecco, si capisca che c'è qualcosa di importante che si è mosso, perché diventiamo veramente ambasciatori nel mondo. Il mondo si è ribaltato, e ho finito, però adesso siamo chiamati a compiere una missione un po' diversa. Grazie. I nostri testimonial, la squadra che è stata composta qui per raccontare delle eccellenze friulane. Allora parto dalla mia sinistra e saluto la professoressa Monica Stellin, docente universitaria in Canada, in Ontario, anche di italianistica, poi ci racconterà esattamente dove opera. Abbiamo portato qui anche una campionessa olimpica, salutiamo Gabriella Baruzzi, grazie per essere qui. In rappresentanza del Consorzio del Prosciutto di San Daniele, la responsabile marketing e comunicazione Daniela Celledoni. Grazie. Ci spostiamo poi alla mia destra e allora abbiamo il Ducato dei Vini Friulani. Non poteva certamente mancare il vino qui quest'oggi, il Duca Loris II, giusto? Ok, Loris Basso. E poi abbiamo degli imprenditori, saluto Andrea Girolami che è titolare della coltelleria Ancora 2 Ancore. Ecco, Alessandro Liani, un altro imprenditore, in questo caso della Video Systems di Cammino al Tagliamento, poi ci racconteranno che cosa fanno. Saluto poi con grandissimo piacere Antonio Zanardi Landi, presidente della Fondazione Aquileia, questo veramente a dimostrazione del fatto che dallo sport alla cultura, dall'agroalimentare alle imprese racconteremo che cosa sappiamo fare e come, quanto sappiamo fare viene poi riconosciuto nel mondo. Allora io partirei subito dal vino, facendo subito una considerazione. È un prodotto che viene nell'immaginario collettivo associato, no, al nostro territorio, però bisogna anche dire che tornando, facendo un passo un po' indietro nel tempo, il vino friulano tanto conosciuto nel mondo non era, e qui
anche qui vi siete inseriti voi. Soprattutto, grazie. Buondì a tutti, veramente sono contento di essere qui perché la mia famiglia ha avuto la bella esperienza di avere un nonno emigrato a votare in Argentina, mia madre è stata così in Svizzera e quindi ho vissuto l'esperienza, ma soprattutto i conti che abbiamo fatto i miei nonnos e mia madre. Quindi è un piacere di condividere con altri questa bella esperienza, ma soprattutto con l'animo che può capire i problemi, le esperienze, le gioie, ma altre volte i dolori di un distacco da patria che vi svuota. E quindi vi ringrazio di essere venuti a Valvasone. Io rappresento il Ducato dei Vini assieme al segretario generale Salvin. Il Ducato dei Vini ama ovviamente la propria patria, le proprie tradizioni, i propri prodotti. È nato 45 anni fa in quel di Cividale del Friuli, ecco perché Patria Longobarda è il nome del Ducato e difatti sul nostro stemma abbiamo l'aquila longobarda, no, che ci rappresenta. Ed è veramente un'associazione con 45 anni di storia, quindi è sorta nel 72 e ha coinciso con quel cambio di passo proprio che 45 anni fa i nostri produttori di vino fecero, perché fino allora la produzione vitivinicola regionale era soprattutto una produzione locale, si trasportava il vino soprattutto in Damigiana, il mercato massimo ambito era quello di Venezia. Però fine degli anni 60-70, le prime scuole di enologie, la prima ricerca della qualità, ecco questo cambio di passo che portò a ricercare nei nostri più grandi produttori la qualità dei prodotti, in modo particolare in questo contesto del vino. E ovviamente quando si cominciò a produrre e imbottigliare si cominciò a poter esportare anche il vino nel mondo. Ecco che allora Isi Benini, che è stato il nostro mentore di questa associazione, assieme ai vari Felluga, Collavini, Gigi Valle, quindi i produttori degli anni 60, quelli che cominciarono soprattutto a capire che per vendere un prodotto bisogna puntare soprattutto sulla qualità, cominciarono a pensare di proporlo all'estero. E quale migliore occasione fu istituire appunto un ducato e avere quelle teste di ponte che non i Focolars Furlans. Quindi il Ducato dei Vini è particolarmente legato ai Focolars Furlans del mondo. Prima il presidente citava Primo De Luca. Primo De Luca è stato uno dei primi ambasciatori perché nel 75 venne aperta a Toronto la contea, la prima contea del Ducato dei Vini, e ovviamente ambasciatore del Ducato dei Vini non poteva essere che Primo De Luca, assieme a Vittorio Marangone, poi c'è stato Orfeo Mizzau, poi c'è stato Emilio Del Gobbo, poi l'ultimo presidente Duca, il presidente dell'associazione, il Duca, è stato ovviamente Piero Vilotta. Quindi questo Ducato, questo è lo scopo principale, quello di promuovere, difendere e valorizzare il territorio. Quindi attraverso le diete noi vengono fatte 2 diete all'anno dove vengono nominati i nobili del vino, nobili che possono essere, che sono produttori, tecnici, ma anche, perché no, semplici consumatori che ovviamente condividono ed apprezzano questa valorizzazione. Oggi in questo contesto ovviamente il Ducato dei Vini cercherà di avere rapporti sempre più stretti, perché questo può essere uno dei veicoli importanti, avere queste esperienze bellissime che sono i Focolars Furlans del mondo. Se questi Focolars Furlans chiedono e sempre di più il prodotto friulano, fanno in modo che poi il distributore e l'importatore faccia sì che nei locali dove vengono frequentati dai nostri emigrati vengono richieste. Quindi l'obiettivo nostro è quello di avvicinare tutti ovviamente questi presidi, che io li chiamo presidi della nostra friulanità nel mondo, e uno dei primi potrebbe essere sicuramente Mosca, quale oggi inizieremo a imbastire certi discorsi per essere presenti. Allora, parlavamo prima di convivialità. Quando andiamo a casa di amici portiamo molto spesso con noi una bottiglia di vino, no? Come ringraziamento per l'ospitalità. Pensiamo adesso a questa bottiglia di vino con una bella etichetta friulana,
nelle mani dei focolars del mondo che appunto la portano in giro in tutto il pianeta. Questa è una chiave di lettura. Ma sicuramente la bottiglia di vino è un veicolo pubblicitario immenso, al di là della qualità del prodotto. Sappiamo che in questo prodotto c'è un'anima di un territorio, quindi fa veramente il nostro friulano che si trova con i commensali anche locali, che sia il Canada, che sia il Nord, che sia l'Argentina, eccetera, permette di rappresentare le qualità autoctone che ci sono della terra d'origine. Ovviamente l'etichetta ha il suo valore, il suo pregio, perché è un veicolo, come diceva giustamente lei, un veicolo importante di promozione, ma anche perché è facilmente trasportabile. Ecco perché noi dovremo essere sempre di più in contatto con i focolars furlans per promuovere questo nostro territorio attraverso l'etichetta proprio delle bottiglie di vino. Grazie, poi torneremo naturalmente a parlare di questo. Al prosciutto, perché mi sembra un buon abbinamento, e faccio questa riflessione. Prima del Made in Friuli all'estero arriva il Made in Italy. Anche questo, a proposito di biglietti da visita, è sicuramente un importante valore aggiunto, perché poi ce lo dirà lei se è vero, il Made in Italy rimane sempre sinonimo di serietà, di affidabilità, di qualità. Made in Italy è vero. Il passo successivo è quello di far capire che non è solo Made in Italy, ma è anche Made in Friuli. Sì, questo è vero. Naturalmente all'estero non sempre la collocazione all'interno dell'Italia, della regione è così semplice o così immediata o così comunque diffusa. La prima connotazione geografica, che è comunque molto importante, è quella dell'Italia e quindi del Made in Italy. Alla prima domanda, se Made in Italy continua ad essere sinonimo di qualità, io rispondo di sì. Naturalmente poi ci sono ogni realtà ha le sue caratteristiche, ogni marchio, ogni azienda, ogni prodotto e ogni settore ha le sue proprie caratteristiche. Resta il riconoscimento del rigore, della serietà, della qualità, dell'estro, della creatività che i prodotti italiani, le realtà italiane, l'origine italiana porta. Friuli, noi come il Consorzio del Prosciutto di San Daniele, che ha peraltro in sé diverse caratteristiche molto friulane anche proprio nella sua origine. Il consorzio è stato costituito nel 1961, è uno dei più vecchi consorzi di prodotti tipici italiani, e nasce proprio dall'aggregazione, dal mettersi insieme, fra l'altro non solo di produttori di prosciutto di San Daniele, ma anche di esponenti proprio della comunità, della città di San Daniele. Il consorzio, quando parla, il prosciutto di San Daniele è tipicamente friulano, è anche per legge un prodotto tipico, è un prodotto a denominazione di origine protetta, che è un riconoscimento che è dato dall'Unione Europea a quei prodotti che sono tipici, ovvero che sono così come sono perché sono fatti in una determinata e precisa area geografica ed esclusivamente in quell'area geografica. Ecco, parliamo di questo valore aggiunto, perché chi vive qui conosce il piacere di degustare il San Daniele direttamente a San Daniele, e si dice che una fetta di prosciutto degustata lì abbia comunque un sapore diverso. Immaginiamo quanto possa essere difficile trasmettere tutto questo all'estero.
voi un modo l'avete trovato, che è quello di portare gli stranieri qui, e una volta che vengono qui, che vedono le colline friulane, che entrano nei prosciuttifici, assaggiano qui il prosciutto magari tagliato nel modo giusto, non affettato e lasciato magari all'aria aperta per 2-3 ore, ecco, forse così li si conquista in maniera definitiva. Ma sì, e comunque è il modo migliore, è uno dei modi migliori quando è possibile, noi cerchiamo sempre di farlo, e quindi di parlare, di presentare, di raccontare come viene fatto, magari direttamente anche dalle persone che lo fanno. E sicuramente noi appunto cerchiamo di invitare quanto più possibile persone, rappresentanti di vario tipo, sia chi si occupa di distribuzione commerciale, chi si occupa di divulgazione, quindi giornalisti, adesso i blogger o le varie persone che fanno comunicazione, vari professionisti che fanno comunicazione, ma anche persone normali, turisti, consumatori. Sicuramente l'esperienza e l'effetto e l'impressione che fa anche a livello personale dell'effetto che fa sulle persone vedere in prima persona il nostro territorio, ma anche parlare con gli osti delle enoteche, delle trattorie, ma anche poi noi cerchiamo sempre, perché comunque appunto il prosciutto di San Daniele è strettamente e ha un legame con il territorio senza il quale non esisterebbe, di parlare anche di vino, di altri prodotti, di tutte le ricchezze che abbiamo. L'effetto che fa sulle persone è veramente c'è una sorpresa per tanta meraviglia che è non indifferente. Mi ha colpito ad esempio un'agenzia di comunicazione, quindi parliamo di professionisti degli Stati Uniti in visita da noi, e ci ha detto: ma voi non avete bisogno di inventare niente, basta solo, è sufficiente che raccontiate la storia. Ecco, prendo spunto da questo per legarci anche a quello che si diceva prima a proposito di come i friulani nel mondo poi possono trasmettere qualcosa. L'episodio è questo: è un friulano che vive all'estero, e all'estero adesso insomma non è più come un tempo, si possono trovare i prodotti, si può trovare anche il prosciutto di San Daniele. Prende in mano, in mezzo agli amici, prende in mano questa fetta di prosciutto di San Daniele con le mani, la mette in bocca, chiude gli occhi e si vede questa sorta di estasi. Gli amici che non sono friulani gli chiedono: ma che cosa succede? È un prosciutto in fin dei conti? No, non è un prosciutto, questo è il prosciutto di San Daniele, io tengo gli occhi chiusi, lo degusto e mi sento a casa. Come ti senti a casa con una fetta di prosciutto? Sì, voi non potete capire, dovreste venire là a vedere. Io mi sento a casa, mangio questa fetta di prosciutto e sono là, ma è un'esperienza reale. E tutti gli altri insomma rimasti stupiti, e essendo amici hanno detto: beh, insomma, ci inviterai a casa tua, ci farai provare questa emozione. E poi sono venuti effettivamente qui e hanno provato questa emozione, e adesso quando quel prosciutto lo mangiano nel loro paese non è la stessa cosa, perché manca magari il legame con la terra, però quell'emozione sicuramente c'è. È un po' anche questo, no? Sicuramente le esperienze personali e la condivisione, soprattutto poi nella convivialità, il cibo, il vino, sono comunque mezzi con cui si comunica anche affetto, relazione, stare bene, sentimenti, ma anche semplicemente appunto il piacere di stare insieme. Poi sicuramente il valore che le persone, gli italiani, i friulani che nel mondo, comunque all'estero, hanno nel parlare dei nostri prodotti, o di farlo assaggiare, o di farlo semplicemente conoscere, è inestimabile, perché poi rimane, è veramente il segno che resta definitivo praticamente. Bene,
Allora, facciamo un passetto successivo, perché lo diceva prima anche l'europarlamentare De Monte, insomma non ci manca niente, no? È davvero il Friuli un po' un piccolo compendio, anche dal punto di vista culturale, sicuramente c'è molto da dire, molto da raccontare, molto da far conoscere. Parlerei per questo un attimo di Aquileia, poi credo che ci sia anche un video da proporre. Allora, Aquileia è lì ed è lì da tantissimo tempo, questo lo sappiamo, però negli ultimi anni è successo quello che qualcuno ha definito un po' un piccolo miracolo, una riscoperta di Aquileia, che è riuscita a ritornare un po' al centro del mondo. È stata per tanto tempo nel passato aggregatore di culture diverse, adesso si sta ricavando un nuovo ruolo. Due numeri che sono secondo me importanti di quello che è successo negli ultimi 2 anni. Parliamo degli ingressi al museo archeologico, sono passati da 33.000 a 68.000 e passa, raddoppiati. I biglietti unici emessi da 3.573 a 13.161. E poi un accordo davvero molto importante che è stato definito, e poi sarà sicuramente Zanardi Landi a spiegarci perché, storico, che ha portato proprio la fondazione a vedersi affidata in toto la gestione delle aree archeologiche di Aquileia. Quelli che vi ho detto sono numeri davvero importantissimi, che hanno rappresentato una svolta importante per Aquileia, perché d'accordo è davvero sempre lì, è sempre la stessa, nonostante poi peraltro adesso ci siano anche diversi cantieri attivi, eppure sono stati capaci, la Fondazione in particolare è stata capace di trovare una chiave di lettura tale da portare le persone a chiedersi che cosa ci sarà ad Aquileia. Andiamo a vederla, andiamo a conoscere gli stessi friulani, tra l'altro. Ci sono state delle intuizioni molto importanti, una su tutte il filone dell'archeologia ferita, e quindi questo collegamento con l'attualità che ha fatto davvero la differenza. Vediamo prima il video, poi... Allora, quando siamo pronti mandiamo il video. Intanto sentiamo allora Zanardi Landi, perché ci racconti che cosa siete stati capaci di fare ad Aquileia. Bene, grazie. La memoria mi rivà a 2 anni e mezzo fa, quando l'assessore Torrenti è venuto al Quirinale, dove io facevo ancora consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica, per propormi di diventare presidente della Fondazione Aquileia, di cui io sapevo molto poco, e arruolarmi, mentendo spudoratamente, perché mi aveva detto che era un impegno formale di 1 giorno al mese, 2 giorni al mese, e in realtà la Fondazione Aquileia cannibalizza una buona metà del mio tempo, sottraendolo a tante altre attività. Vogliamo vedere il filmato un attimo? Comunque, a parte questa piccola turlupinatura affibbiatami dall'assessore Torrenti, l'avventura Aquileia si è rivelata estremamente coinvolgente ed estremamente stimolante ed estremamente soddisfacente, perché si è scoperto, pur essendo io ignorante in materia di archeologia, ho scoperto che Aquileia ha degli elementi unici e facilmente proponibili e facilmente vendibili anche oggi, facendo dei collegamenti con l'attualità. Abbiamo deciso, grazie sempre a un supporto enorme della Regione, e questo dobbiamo dirlo, quando è nata la Fondazione Aquileia il Comune ha certamente svolto un ruolo importante, la Provincia, ma la Regione ci ha messo le risorse, e oggi, dopo anni di crisi e di tagli, aver potuto contare su un flusso ininterrotto e uguale di risorse è stato qualcosa che ha fatto tutta la differenza per la Fondazione. A parte questo, abbiamo deciso di puntare molto sulla comunicazione. Perché? Perché altrimenti la crescita, lo sviluppo del numero dei visitatori e dunque della funzione anche di volano di sviluppo economico del territorio si sarebbe potuta vedere fra
7 anni, 8 anni, 10 anni. Noi abbiamo voluto in qualche modo accelerare il processo e bruciare le tappe. Per fare questo abbiamo puntato, oltre che sulle aree, sui lavori, ma che sono dei lavori di lungo periodo, abbiamo deciso di puntare su delle mostre, perché con le mostre e la comunicazione collegata alle mostre si riesce in qualche modo a risvegliare l'attenzione del pubblico italiano e non solo italiano. E questo è andato piuttosto bene, perché le mostre del filone archeologia ferita, di cui oggi abbiamo Palmira aperta, che è un po' il simbolo dell'archeologia ferita in generale, perché è il posto nel Mediterraneo che ha avuto le maggiori distruzioni, e l'abbinamento di distruzioni di fisiche, di opere d'arte, di architettura e altre cose terribili, uccisioni, ci ricordiamo Khaled Assad, ma anche dispersione di comunità che intorno a Palmira vedevano. Questo ha consentito di attirare l'attenzione del pubblico, di far scrivere su di noi dalla Russia al Messico e di aumentare un numero in maniera molto sensibile il numero dei visitatori, ma soprattutto di proiettare un'immagine di Aquileia molto forte e molto precisa in Italia e all'estero. Per darvi dei dati così numerici, noi vediamo che il ministro Franceschini ha dichiarato pochi giorni fa che nel corso del 2016 c'era stato un aumento del, mi pare, 22% dei visitatori dei musei. Come lei diceva, il museo di Aquileia ha avuto un aumento del 100% in un anno e mezzo. Spropositata è la parte immagine rispetto alla parte visitatori, perché le mostre di Villa Manin, che hanno un grande successo di pubblico, hanno un numero di citazioni sul web che è più o meno 1/10 di quello di Aquileia, ma anche grandi mostre romane hanno una visibilità minore a quella di Aquileia. Se voi vi prendete la briga di digitare volti di Palmira ad Aquileia, sul vostro computer appare a sinistra e in basso il numero delle pagine che il web riporta con quella dizione. Oggi Volti di Palmira ad Aquileia vi indica che 125.000 pagine sul web riportano Volti di Palmira ad Aquileia. Questo è un risultato abbastanza clamoroso. Certo, che ci importa avere tante menzioni sul web se il numero dei visitatori semplicemente raddoppia o se si moltiplica per 150%, ma noi speriamo che il numero di pagine sul web sia in qualche modo l'indicatore, l'anticipatore di un aumento di visitatori effettivi e non solo di visitatori. Credo che il video sia pronto, lo possiamo vedere, così poi continuiamo la conversazione. Essenziale al naturale i colori sono meglio, peraltro. Bene. Volevo chiederle una cosa, chiedo scusa per l'interruzione, perché in questi giorni, peraltro, a proposito di anche
occasioni da inventarsi per portare persone in quel sito. In questi giorni è in corso l'Aquileia Film Festival e in occasione della serata inaugurale lei ovviamente ha portato i saluti, ha raccontato quello che sarebbe successo in Piazza Capitolo ad Aquileia e c'è un'espressione, ce lo siamo detti al telefono, che a me ha particolarmente colpito e che pensavo potesse star bene in questo contesto. Lei ha detto: l'archeologia è una merce difficile da vendere, che detta così potrebbe sembrare una dichiarazione molto forte soprattutto da parte sua, però proprio da questa considerazione poi si sviluppa il ragionamento che in parte lei ha già fatto, perché di fatto i musei in generale stanno ritrovando vita. Per i musei archeologici è sicuramente molto più difficile. Questo anche per dar conto dei numeri, insomma, che avete raggiunto. Mai fidarsi dei giornalisti, avevo detto a lei: non userò questa espressione in pubblico. Gli ho detto la userò io, lo dirò io. Dicendo che l'archeologia è una merce difficile da vendere, ma è vero, perché l'archeologia necessita spiegazione, necessita comprensione. Le aree archeologiche, 11 ettari che il Ministero dei Beni Culturali ha passato alla Fondazione, sono oggi difficilissimamente fruibili, non si capisce nulla. Si corre il rischio di cadere dentro dei buchi, si trovano dei depositi, delle discariche a cielo aperto perché qualcuno non sapeva dove mettere dei rudinaz, ma non si capisce nulla. Dunque il lavoro per rendere i siti comprensibili è un lavoro che durerà per i prossimi 10 anni, se la Fondazione, come speriamo, verrà rinnovata, perché ci sono degli enormi interventi da fare, c'è un enorme lavoro intellettuale da fare, perché bisogna formare dei giovani, delle guide specializzate per far capire che cosa c'era, e io spero ci vorrà anche un enorme lavoro di ricostruzione. Questo è un tema delicatissimo, perché voi sapete che la cosiddetta anastilosi è frutto sempre di dibattito e di riprovazione da parte del mondo culturale, però abbiamo il foro di Aquileia si vede perché le colonne sono state rimesse su, perché erano per terra, se no si capirebbe ancora meno. E così i resti delle incredibili mura stellate bizantine nelle aree che sono state date in gestione alla Fondazione sono rimaste alte dai 30 ai 40 centimetri, dunque non si capisce nemmeno che erano delle mura. Io spero che si riuscirà a trovare un consenso per ritirare su una parte. Bastano 7 metri, 8 metri di colore diverso, di mattoni invece che di pietra, ma per far capire al visitatore quanto pericolosa era Aquileia in quei secoli, se si sentiva il bisogno di circondarsi con mura stellate di quelle dimensioni. Proprio per la difficoltà della vendita della merce archeologia, e come lei diceva, in effetti i siti, a parte Pompei ed Ercolano, i siti archeologici italiani, i musei archeologici italiani sono quelli che hanno gli indicatori di aumento più bassi in questo grande sforzo per rendere più interessante il patrimonio culturale italiano e renderlo visitabile. Quello che colpisce di Aquileia sono certamente i resti e il museo paleocristiano, Basilica, che è un unicum mondiale con la più grande superficie mosaicata al mondo, ma è soprattutto il patrimonio di storie e di idee che sono oggi proponibili, che sono oggi vendibili, quelle sì facilmente, perché Aquileia ha degli elementi di suggestione grandissima, creata per essere una porta ad Oriente, cioè una base militare e logistica per consentire l'espansione dell'impero romano ad Oriente. Nel giro di 2 secoli e mezzo è diventata una porta da Oriente, è diventata una porta di entrata di persone, di merci, di idee, di canoni artistici, di eresie. Lo stesso cristianesimo è arrivato ad Aquileia da Alessandria d'Egitto e non da Roma. Questo in questi anni di convivenza così difficile con il vicino Oriente, con il Mediterraneo, è un qualcosa che va riscoperto, di cui va parlato, bisogna riflettere. Vediamo che grazie a Aquileia ci dà un patrimonio facilmente proponibile, e su questo intendiamo continuare a lavorare nel
dei prossimi anni. Grazie, poi riprenderemo naturalmente il discorso. Patrimonio, storia, la storia che c'è dietro, questo vale anche per i prodotti della manifattura. Abbiamo parlato di prosciutto, potremmo associarci il formaggio e in un passo arriviamo a parlare di coltelli. Me l'aspettavo. Allora, Andrea Girolami, titolare di Due Ancore, si fa presto a dire coltello. Più interessante, curioso e a tratti davvero affascinante e poi parlare della storia che c'è dietro, e questo è quello che ha fatto la differenza nel vostro caso, che continua a farla quando si tratta di portare un prodotto di questo tipo all'estero, perché la qualità del prodotto è data per scontata e si tratta di trasferire, di trasmettere qualcosa in più. Allora raccontiamo intanto, diciamo due parole sull'azienda, sulla storia, che è proprio il tratto distintivo. Innanzitutto grazie per l'invito che ho accettato in un secondo, perché sono orgoglioso di essere friulano e come tutti noi un po' abbiamo una storia, qualche migrante in famiglia. Io ho avuto un bisnonno che ha fatto 60 anni in Colorado e quindi potevo dire di no, insomma, perché per rispetto ai suoi confronti. Per quanto riguarda appunto la mia azienda, io sono la quarta generazione di questa coltelleria di Maniago. Cominciò mio bisnonno producendo falci e attrezzatura per l'agricoltura, poi nello scorso secolo l'azienda si specializzò nella produzione si adeguò a quello che erano le richieste di mercato. Tra l'altro nel dopoguerra avevamo parecchi clienti friulani che erano andati a fare i terrazzieri, mosaicisti o costruttori proprio all'estero, che volevano poi le cassuole fatte a Maniago, quindi c'era questo legame che comunque ha sempre continuato, non si è mai spento. Ne avevamo parecchi in Olanda, a Toronto, anche uno grosso, mia madre mi racconta sempre di questi clienti di Toronto. E poi l'azienda, mia madre ha deciso di specializzarsi nella produzione di manai da macelleria, eravamo diventati i più grossi produttori al mondo di manai da macelleria, poi c'è stato il problema della mucca pasta che ci ha segato le gambe di fatto, proprio nel senso che sono crollati i consumi della carne primo, però sono cambiate le lavorazioni. Quindi di fatto mi sono trovato negli anni 90 ad affrontare la crisi, che per me la crisi del 2008 è stata relativa, nel senso che avevo già fatto le spalle grosse gli anni prima, proprio perché in quegli anni è cambiata completamente la lavorazione del cibo, quindi abbiamo cominciato a trovare le vaschette di prosciutto, posso dirlo, affettate, poi non so, le salate prelavate, tutte cose che comunque facevano sì che non servisse più il coltello a casa. E quindi ho deciso dopo aver perso un cliente tedesco che è andato in Cina, poi in Portogallo, vabbè, questa è una storia che preferisco tralasciare, dovevo reinventarmi di fatto. E cosa ho fatto? Ho messo i libri all'interno di una collana di libri, proprio per vendere sia il coltello che sapevo fare, che la mia azienda faceva da 130 anni, ma proprio per esportare nel mondo la cultura del Made in Italy, quindi la cultura della storia della mia famiglia, la cultura di Maniago, perché comunque Maniago è un paese che fa coltelli dal 1400 all'epoca della Repubblica Veneta, e quindi ho deciso di mettere all'interno di questa collana di libri proprio tutte queste identità friulane, si può dire. E la cosa è stata, diciamo, un impatto all'inizio, abbiamo raggiunto i più grossi e importanti negozi del mondo, in Friuli, in Europa, Lafayette, Harrods ad esempio. Poi siamo stati presenti tra l'altro grazie a una missione della Regione e della Camera della Confindustria l'anno scorso a New York, proprio siamo entrati anche da Italy, e 4 anni fa i prodotti sono stati esposti al MoMA di New York proprio come oggetto da design, perché voi immaginate un coltello ma non è un coltello, sono dei coltelli perché hanno un manico e una lama, però confezionati all'interno di questa collana di libri, sono 50 libri per tutti i tipi di abbinamenti, quindi si va dal tipico friulano pane salame, pane formaggio, fino ad arrivare alle cose un po' più elaborate come il mojito, i cocktail, lo sciabolino per le bollicine, e quindi anche qua posso facere comunque legami, perché comunque adesso c'è questa ribolla gialla spumantizzata, no? Che potrebbe essere anche aperta con una sciabola. E quindi col prosciutto, il legame col prosciutto, col formaggio, quindi comunque tra friulani, come dicevo prima, lo facevano negli anni del dopoguerra con le cazzuole, lo si può fare comunque, continuare ad aiutarci. Qua stiamo parlando di creatività, di inventiva, di trovare soluzioni quando ci sono degli imprevisti. Il coltello col manico di plastica nella busta di plastica ormai lo fanno i cinesi e bisognava rinnovare il prodotto. Ecco, a questo proposito, al di là dei cinesi, voi andate
moltissimo all'estero, no? Credo che gli Stati Uniti rappresentino circa il 70%, no, del vostro mercato. E immaginiamo che negli Stati Uniti ci siano sicuramente aziende che producono coltelli. Che cosa c'è di diverso? Che cosa spinge a scegliere voi piuttosto che un coltello autoctono? Beh, allora ovviamente c'è il design, che sembra di no, ma anche ma non è neanche tanto il design, è proprio come si fa la cosa, non lo so. Per noi è una cosa che noi abbiamo talmente dentro, noi italiani, noi friulani. Io vabbè, perché sono nato a Maniago, sono nato in fabbrica, perché comunque ho fatto i miei studi, però in estate non si andava tanto al mare, si andava ad aiutare, anzi a sentirli dagli operai che mi insegnavano però sono tutte cose che poi mi hanno aiutato cioè a me quando mi sono io non ho studiato design, però questa linea l'ho creata in una notte, diciamo, perché mi sono trovato di fronte a una scelta da prendere e ho detto boh, si fa. E quindi noto che quando vado all'estero, racconto questo episodio, ero in una multinazionale in California, si chiama Restoration Hardware, è quotata in borsa, quindi avevo avuto un incontro con prima con il responsabile acquisti, poi erano due persone all'inizio, quindi c'era il responsabile acquisti e un altro, non so. E ho cominciato a chiedergli, ma lei che qua vende, ma chi li disegna? No, io, e poi ma chi li produce? Perché sapevo di acciaio, no, va bene, so fare. Ma allora alla fine eravamo in 7 alla riunione, perché erano avvicinati proprio dal fatto che noi, e l'hanno detto, cioè questa è una cosa risaputa anche in altre, cioè, ho sentito anche altre cose del genere, cioè proprio risaputo che abbiamo evidentemente una marcia in più. Quindi nel caso del prodotto specifico poi lo si nota, un prodotto che ha un design, che ha una cultura dietro rispetto a un prodotto semplicemente, nonostante siano delle coltellerie americane che comunque hanno la loro storia, diciamo che la differenza quella si nota, ma questo è evidente, cioè nella moda, nel cibo, nel design, nelle auto, cioè voglio dire, abbiamo una marcia in più italiani e soprattutto nel caso nostro, visto che Maniago è il paese al mondo, uno dei paesi al mondo più importante per la coltelleria, anche noi friulani diciamo diamo il nostro contributo a questo. Ecco, c'è un altro aspetto tipicamente friulano, doppiamente rappresentato qui quest'oggi, che è un'altra caratteristica del Friuli, anche del nord-est, che è quello del distretto. Credo che anche questo possa in qualche maniera fare la differenza, e però probabilmente è una cosa che dovete raccontare, spiegare che cos'è un distretto, come funziona, come aziende diverse arrivino anche a collaborare. Sì, infatti è una cosa anche affascinante, si può dire, perché quando io racconto intanto la storia di Maniago dal 1400 è comunque una cosa che fa scalpore. E poi comunque questa cosa ha generato una certa esperienza, a Maniago attualmente ci sono 120 aziende che fanno coltelli. Io mi appoggio, per tutta la produzione mi appoggio esternamente a queste aziende, a parte i manici, che ovviamente mi rivolgo al distretto di Manzano, visto che abbiamo tutte queste tipicità, i manici, visto che loro hanno competenze sulla lavorazione del legno, mi rivolgo a questo distretto. E quindi anche raccontare questa cosa è una cosa molto, molto affascinante, è quasi incredibile da parte loro immaginare, specialmente dai clienti americani, perché le aziende americane sono tutte le grosse aziende dove all'interno hanno tutte le fasi all'interno delle quali sono tutte le fasi di lavorazione, mentre io quando gli spiego che noi assembliamo e basta, di fatto e tutta la produzione viene fatta all'interno del distretto, all'inizio non capiscono, non possono immaginarsi che ci siano 100 aziende nelle quali 20 sono specializzate in una cosa, in un'altra, e quindi anche questa cosa è una cosa affascinante, tipicamente nostra, tipicamente friulana, ma tipicamente nord, si può dire, quella dei distretti, e quindi anche questa è una cosa che ovviamente dà il valore aggiunto al prodotto. Bene, grazie. Facciamo un salto nel mondo dello sport, andiamo da Gabriella Paruzzi. Anche lei per motivi diversi ha viaggiato, ha visitato diversi paesi nel mondo, e com'è stato il modo di rapportarsi? Ci sono stati dei friulani, delle comunità, dei fogolars incontrati nel corso di questa importante carriera? Buongiorno anche da parte mia, e sono veramente onorata e lusingata di far parte di questa platea, e ascoltando tutti i relatori che mi hanno preceduto veramente mi sono chiesta, forse io sono un po' fuori luogo qua, però credo che il fatto di aver trascorso penso più del 50% della mia vita all'estero per praticare un'attività che inizialmente è stata una passione, è diventata successivamente un lavoro, forse mi accomuna moltissimo con chi in questo momento mi sta ascoltando. E la fortuna forse anche dello sport è quella di trasmettere molto spesso a chi è lontano, di dire oggi abbiamo vinto, come capita a me magari con altri sport,
che magari non pratico, però se vedo che c'è un italiano in gara in campo internazionale mi sento anch'io parte di quel risultato, e probabilmente anche quando tanti atleti friulani sono all'estero e gareggiano, o addirittura anche in Italia, spero che da parte vostra vi sentiate un po' più vicino a casa vostra. A me è successo di essere presente spesso all'estero, però un ricordo particolare ce l'ho in una trasferta oltreoceano. Eravamo in una trasferta americana e canadese e siamo stati ospiti di un Fogolar Furlan a Toronto. Non vi dico la mia sorpresa perché ero ancora giovane, per cui le mie esperienze erano molto limitate, però fortunatamente insieme a me c'erano altri due atleti friulani, quindi di Fratelli di Centa, ed eravamo forse gli unici a capire il linguaggio di quel Fogolar, perché si parlava o inglese o friulano. Di conseguenza è stata veramente una giornata fantastica e noi dovevamo fare da traduttori perché tante cose venivano sì capite perché c'era parte di inglese, però tutto il resto era un po' difficile da assemblare. Abbiamo mangiato il frico alla polenta, per cui vi garantisco che dopo 20 giorni all'estero, per noi friulani ma italiani in generale, è molto difficile accettare diciamo così la cucina estera. È stato veramente un regalo enorme, per cui io di quelle giornate ho un ricordo fantastico. Era il 1990, quindi sono passati un po' di anni, ma è come fosse stato ieri. Beh, ma è simpatico immaginare questo terzetto, i due di Centa con Gabriella Paruzzi. Vi divertivate, avevate modo, cioè faticavate tanto, questo trovavate anche il modo per divertirvi, insomma. Ma sicuramente in tutte le cose o lo fai con amore e con passione e con anche divertimento, altrimenti vi garantisco che fare 30 anni sugli sci, praticamente quasi sempre all'estero, è molto difficile. Si deve sempre trovare la giusta collocazione del dovere, ovviamente del lavoro, di quello che è il sacrificio e di quello che è anche il piacere. E io fortunatamente ho avuto anche il piacere di godere anche di risultati di eccellenza, per cui molto spesso questi sacrifici sono stati ripagati. Però alla luce di 10 anni ormai di pensione d'atleta, perché ormai ho smesso di sciare, di fare agonismo da 10 anni, mi rendo conto che sono stati forse gli anni più belli della mia vita, e continuo a promuovere a tutti i ragazzi che ho spesso modo di incontrare che anche se non arrivi ad alto livello, però sicuramente fare lo sport è un modo di vivere e di fare esperienza per la propria vita poi per il futuro, perché adesso io la sto trasportando così nel mio privato. Ecco, ricordiamo tra tutti i momenti quella splendida medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Salt Lake City. Quello insomma è il momento da... All'epoca era sponsorizzata dal Friuli Venezia Giulia e per me è sempre stato un orgoglio avere sul cappellino il nome della mia regione. Però ricordo bene, per chi lo conosce, Enzo Cainero con il resto della delegazione friulana, che sugli spalti aveva la bandiera del Friuli, perché lui ogni volta che va all'estero ha la bandiera in valigia, per cui è stato veramente bello ricevere l'abbraccio anche da parte di chi istituzionalmente, ma lui penso che sia arrivato a Salt Lake City in via privata, ha fatto sì che questa bandiera rappresentasse sì la mia regione, ma penso tutti i friulani nel mondo. Ecco, si citava Enzo Cainero, questo per dire che anche lo sport può essere ed è uno strumento formidabile di promozione di un territorio. Quando si portano le persone qui, pensiamo al Giro d'Italia, ma anche quando si va all'estero, certo deve esserci la passione, certo deve esserci l'amore per la propria terra, ma insomma il caso che citavamo racconta proprio questo. Ma noi ci distinguiamo abbastanza, io ricordo sempre anche con allenatori, con persone che comunque hanno vissuto al nostro fianco come atleti, ogni volta veniva fuori la frase ma quelli sono friulani, come dire, loro andranno avanti a prescindere con la forza e la caparbietà che li ha sempre contraddistinti, non nel mio caso ma in generale un po' in tanti campi, quindi mi fa maggiormente piacere poter essere qui e condividere questa esperienza, perché anche ascoltare le varie realtà che noi abbiamo la fortuna di vivere in questa terra e che purtroppo molto spesso, come ha detto
l'europarlamentare, siamo forse un po' troppo timidi e forse troppo chiusi nel poter far sì che questi nostri valori vengano veramente conosciuti in tutto il mondo. Noi che siamo friulani lo sappiamo, ma è giusto che lo sappiano anche gli altri. Ci torneremo su sicuramente. Torniamo a un imprenditore, andiamo da Alessandro, ecco, intanto prende il microfono e raccontiamo intanto un po' della sua realtà, della sua azienda, perché si parte dal territorio, si parte dalla tradizione, ma non si dimentica l'innovazione, anzi, raccontiamo intanto di che cosa vi occupate, come è nato tutto e come state portando avanti questa attività. Intanto volevo ringraziare di essere qua, ne sono felicissimo. La mia azienda oggi sviluppa sistemi ad alta tecnologia per il controllo qualità o per la sicurezza, per la sorveglianza. È un'idea che ha avuto mio papà, che ha fatto più di 20 anni in Seleco, quindi nel Pordenonese, e lui ha girato il mondo e l'idea è stata quella di mettere in piedi un piccolo atelier della tecnologia. Quindi noi ci inseriamo in quelle nicchie dove le grandi aziende non riescono a dare le soluzioni. Ci sediamo assieme ai nostri clienti e vediamo assieme il problema che loro hanno e cerchiamo di trovare una soluzione a questo. E negli ultimi anni quello che abbiamo cercato di fare, perché una cosa che è stata un po' detta da tutti, è stata sotto, è proprio il fatto che il friulano magari parla poco e invece il mondo vuole sentire quello che in inglese si chiama il storytelling, no? Cioè dobbiamo parlare di quello che facciamo, di quello che sappiamo fare, e questo io l'ho visto poi quando ho preso in mano io l'azienda, perché mio papà è mancato, e cominciando a girare il mondo ho proprio visto, intanto ho conosciuto tantissimi friulani, in quasi ogni azienda dove vado c'è sempre scusate se un po' no, dicevo proprio, veniamo apprezzati in giro per il mondo per la caparbietà e la coerenza in quello che facciamo, che è una distinzione al di là del Made in Italy, che già di suo è molto apprezzato, però il friulano è ancora più apprezzato per questi elementi che ci contraddistinguono nel mondo. E se vediamo, difatti abbiamo avuto tantissimi friulani di successo nella storia, magari un po' meno pubblicizzati di altri, che però hanno saputo fare la differenza nelle aziende dove hanno lavorato e negli ambiti in cui si sono cimentati. Voi avete puntato molto sull'italianità del prodotto. Sì. In che modo e perché? Allora, già qui noi facciamo appunto tecnologia e il design, per dire una cosa che non è tanto sentita nel nostro ambito. Però io invece attorno al 2007-2008 ho avuto la fortuna di venire in contatto con delle scuole di design, mi sono appassionato al design e ho cominciato a inserire il design volendo inserire l'italianità in quello che facevamo, e questo ci ha permesso, con difficoltà, perché all'inizio è un percorso lungo, un po' come il discorso dell'archeologia, penso, non viene apprezzato subito, però nel lungo periodo fa la differenza, perché la mia azienda è veramente piccola, ma stiamo cercando di costruire un brand che porti avanti i valori che abbiamo, e quindi io quando giro il mondo generalmente porto appunto o il vino friulano o il cibo friulano, o dove non posso porto dei libri che parlano del Friuli, perché vedo che è una cosa che è veramente molto apprezzata in tutto il mondo, il fatto di parlare da dove vieni, perché comunque
i valori che abbiamo sono cose che si ripercuotono sul prodotto e sul servizio che tu dai al cliente. Allora lei va non di rado all'estero e tra le prime cose che fa nella pianificazione di un viaggio è verificare se vicino alla meta per caso c'è un fogolar. Sì. Allora spieghiamo perché succede questo. Allora questo ne parlavo ieri sera, proprio noi nel 2010 siamo stati una delle prime aziende friulane ad esserci certificati SA8000 per gli aspetti etici e sociali nell'impresa. Con questa certificazione in cui cerchiamo di valorizzare appunto gli aspetti sia all'interno dell'azienda che del territorio dal punto di vista etico e sociale, una delle idee che mi è venuta è stata proprio quella di vediamo di riprendere i contatti con il nostro territorio che non è qua. E uno dei primi contatti l'ho avuto proprio con il Fogolar di Toronto, con l'allora presidente Melchior, che era, sto parlando del 2012, 2011, 2012, era appena stato eletto. Ho cercato di continuare questa cosa nei vari luoghi dove vado. La prima cosa è verificare se c'è un fogolar che dal punto di vista delle distanze è abbastanza vicino dove vado e cerco di prendere contatto per andare a dare semplicemente un saluto. Perché penso che le radici sono importanti ed è importante per voi che siete all'estero tornare qua, ma anche avere persone che da qua partono e vengono da voi semplicemente per un saluto o per chiedere com'è la situazione nel paese nuovo, magari dove mi trovo ad andare a confrontarmi. Ecco, e queste domande vengono poste a persone che ovviamente hanno un legame particolare con la terra d'origine e che possono esservi utili anche nel darvi delle indicazioni precise su come muovervi quando magari è la prima volta che affrontate quel mercato. Sì, esatto, perché allora io di norma appunto cerco di contattare i friulani che so essere in zona, cerco di contattare Lita, adesso ha cambiato nome, comunque perché appunto essendo un'azienda piccola la nostra non abbiamo l'infrastruttura che può avere la grande azienda che può preparare e pianificare prima lo sbarco in un paese e quindi cerchiamo di prendere i contatti e di farci spiegare un po' quali sono le peculiarità del paese dove andiamo, se ci sono dei consigli che possono venirci dati. Se c'è un friulano nell'azienda dove... Un piede a terra fondamentale, ci mancherebbe. Poi, insomma, mi pare di capire, poi magari interpelleremo in merito Zanardi Landi come diplomatico, che questi fogolar Furlan nel mondo vengono vissuti un po' anche come delle ambasciate, diciamolo tra virgolette, però insomma la sensazione di avere appunto un piede a terra, qualcuno che possa darci una mano e che lo faccia anche in virtù del legame con la propria terra e quindi con una vicinanza anche emotiva di questo tipo, insomma mi sembra che sia un aspetto interessante. Peraltro lei in uno dei suoi viaggi io non ho incontrato la professoressa, però noi abbiamo un lungo rapporto che va avanti ormai dal 2012 con l'Università di Ingegneria di Waterloo in Canada, che è famosa perché da lì è uscita la BlackBerry, è una spin-off dell'Università di Waterloo e lì abbiamo trovato un sistema universitario, ne parlavo ieri sera, che mi ha affascinato e che dovremmo conoscere di più, anche perché a me piacerebbe che il Friuli sfruttasse la sua particolarità, essendo regione autonoma e quindi avendo una certa autonomia rispetto alle altre regioni, abbiamo secondo me degli strumenti che possiamo sfruttare di più a livello politico, imprenditoriale, culturale. Dovremmo probabilmente anche parlarci tutti un po' di più e secondo me
l'associazione Friulani nel Mondo potrebbe essere anche un collante di questa discussione per crescere e portare avanti dei progetti assieme. Allora vado dalla professoressa Monica Stellin per insomma raccogliere anche questo spunto. Prima però ci racconti esattamente lei dove lavora, in quale contesto, dove ci troviamo anche geograficamente. Buongiorno a tutti. Beh, prima di tutto vorrei dire che in un certo senso io mi sento un po' mi sento unita sia alle persone che sono qui ma anche alle persone che si trovano di fronte a me, perché vivo tra il Canada e il Friuli, nel senso che sono cresciuta in Friuli ma dopo mi sono trasferita in Canada. Ma è ancora più complicato, nel senso che sono nata in Canada, i miei genitori hanno deciso di ritornare in Friuli, dopo io ho avuto la brillante idea di andare in Canada a fare la mia tesi di laurea e dopo ho deciso di rimanere lì a lavorare e lì sono rimasta, però faccio avanti e indietro perché ovviamente non si sa mai decidere dove stare e quindi faccio avanti e indietro e continuo a fare avanti e indietro. Quindi lavoro in Canada, vivo in Canada, adesso ho famiglia in Canada, però ovviamente il legame col Friuli non si riesce mai a troncare. Infatti quando mi dicono lei da quanto manca, è una domanda a cui non si può mai rispondere, uno dovrebbe rispondere uno non manca mai e quindi non abbandona mai la patria o la regione d'origine. Quindi io adesso lavoro in un'università che si trova nella città di Waterloo. A Waterloo ci sono due università. La città di Waterloo si trova a poco più di 100 km fuori da Toronto. Toronto sappiamo dov'è, è diciamo nel sud dell'Ontario. L'Ontario è una provincia del Canada che è 4 volte diciamo le dimensioni dell'Italia, però è anche la più popolosa del Canada. Questa città è contraddistinta per la sua produzione tecnologica, infatti come diceva il signore che mi ha preceduto, infatti soprattutto si è contraddistinta per molti anni per la produzione dei BlackBerry. Ovviamente i BlackBerry adesso non sono così popolari come lo erano una volta, però la città si è convertita e fa tanta produzione di software e così via. Io non sono in quel settore, io insegno italianistica, però nello stesso tempo la città ha continuato a marciare su queste tecnologie e le due università che ci sono, nonostante tutto, continuano a essere centri di eccellenza per quanto riguarda la produzione di queste tecnologie, che hanno creato dei grossi bacini di, diciamo così, cioè hanno praticamente molta ricchezza, hanno creato centri di ricerca quantistica e così via, di fisica teorica, dove lavorano molti ragazzi italiani che sono arrivati praticamente da tutta l'Italia come ricercatori ed infatti ogni tanto capitano in visita e così via. Per quanto mi riguarda, appunto, io insegno italiano e in un certo senso sono contenta in un certo senso di essere l'ultima a parlare perché mi permette di collegarmi a tutto quello che è stato detto oggi perché posso in un certo senso collegarmi a per esempio quanto è stato detto in merito alla tecnologia, perché infatti anche noi cerchiamo di promuovere i legami dell'Italia con la produzione tecnologica che viene fatta in loco, ma per esempio l'università dove sono io, che si chiama Wilfrid Laurier University, ha due dipartimenti sia di studi medievali che di studi archeologici, presso i quali adesso mi prenderò l'impegno di promuovere Aquileia, perché non si può non conoscere Aquileia a un certo momento adesso devo fare una tirata d'orecchie ai miei colleghi. Poi per quanto riguarda il Made in Italy, io ho già fatto una specie di osservazione proprio durante gli anni, perché sono lì già da diversi anni, e ho notato che molti dei miei ragazzi avevano una grande, come si può dire, cioè non capivano molto il Made in Italy. Ci sono anche grandi, non capiscono cosa sia Made in Italy, quale sia Made in Italy vero
e quale sia il Made in Italy falso, e quindi ho cercato anche in questo senso di fargli capire qual è la differenza del prodotto vero, qual è il significato dei bollini e così via, e quindi ho anche cercato di far capire loro il significato del prosciutto di San Daniele. Insomma, ho anche fatto altri discorsi dei prodotti locali. È vero però che appunto per quanto mi riguarda mi trovo in una situazione, chiamiamola così, di trincea, ma è una lotta che faccio molto volentieri, ed è questo forse il plusvalore friulano che porto, perché per quanto mi riguarda la mia posizione prima di me non esisteva, l'ho creata io, cioè grazie anche all'apporto del Ministero degli Esteri, della Fondazione Casamarca. Un po' alla volta io ho creato il numero di studenti che ha permesso la creazione di una cattedra di italianistica. Sono venuti studenti dall'Università di Udine, abbiamo creato lo scambio con l'Università di Udine, ogni anno abbiamo al limite penso da 1 o 2 studenti che vengono dall'Università di Udine, e cerchiamo di avere almeno un ragazzo che venga da Waterloo a Udine cioè in visita. Ne vorremmo avere di più, ma soprattutto vorremmo avere anche famiglie friulane che possano ospitare questi ragazzi qui. Credo che questa sia una chiave di volta, cioè un aspetto molto importante. Più ospitalità c'è, più apertura c'è ad accogliere questi ragazzi e a fargli capire che cos'è la cultura friulana, un'ospitalità friulana, e nella vita di tutti i giorni, nella semplicità di tutti i giorni, in quello che sono veramente i friulani, e quello sarebbe veramente il modo migliore per far sì che questi ragazzi possano apprezzare veramente quello che i friulani sono e quello che possono dare. Approfitto di questa considerazione, si parlava di scambi. Uno dei problemi che si registra sul territorio è quello che sì, i nostri studenti volentieri vanno all'estero, un po' più difficile a volte risulta convincere gli studenti a venire qui da noi. E porto un caso concreto dell'Università di Udine. Quando era in piedi la possibilità di stipulare una convenzione tra l'Università di Udine e un'altra università, non serve dire quale, ovviamente in questa fase di scambio vengono a Udine. Come sono riusciti a convincerli? Con una cena a base di prodotti tipici friulani, nel senso che hanno fatto capire anche in questo modo che cosa c'era qui di particolare, sì, la didattica, certo, è evidente che si è parlato anche di quello, ma per convincerli si sono seduti attorno a un tavolo e grazie alle prelibatezze, insomma, che sono state fatte assaggiare loro, insomma, è stata messa un'importante parola. È importante questo, che lo scambio sia da entrambe le parti, no? Bisogna lavorare di più su questo probabilmente. Assolutamente sì, ma poi molto spesso queste iniziative potrebbero essere fatte anche con delle spese minime, cioè per esempio io ho letto in questi giorni tutte le varie iniziative che ci sono, iniziative estive come i giri in bicicletta, gli spettacoli teatrali, per esempio l'insegnamento dei vari, non so, anche i mosaicisti, le scuole dei mosaicisti, delle piccole arti artigianali eccetera. Per esempio per i ragazzi Nord America che non hanno alcuna conoscenza di queste piccole esperienze e che non avrebbero modo di poter conoscerle, queste sono cose che potrebbero essere offerte per una minima spesa, spero, e hanno una grande attrattiva per loro, perché non sono cose che a cui potrebbero avere accesso in alcun modo. Bene, grazie. Allora ricominciamo, facciamo un giretto magari più rapido. Ripartiamo dal vino, perché prima abbiamo sentito citare la ribolla gialla e la sciabola, no? La ribolla gialla è un tema di cui si parla molto adesso e ci sono, insomma, non pochi timori qui sul nostro territorio che si ripeta un Toccai friulano 2, no? Quindi l'attenzione rimane certo altissima e insomma
vediamo di lanciare anche un appello a chi è in giro per il mondo. Ma sicuro, lo scopo del Ducato è quello di interpretare le esigenze e le problematiche dei nostri produttori, ma in modo particolare dei consumatori, quello è indubbio. Sul tavolo oggi del Ducato c'è il problema, appunto, chiamiamo il problema, ma la discussione sul tema della ribolla gialla, ma non ultimo quello del CETA, dell'accordo Unione Europea-Canada. Sono due temi importanti, scottanti. Quella della ribolla gialla oggi può essere, mi auguro che non sia un problema, alle volte posso dire che può essere un'opportunità a parlare, perché è un vitigno autoctono fino a pochi anni fa, poco conosciuto, ma può essere la valida alternativa al prosecco, diciamo un vino bollicine di qualità, e lo è, e quindi sta a noi oggi valorizzare, sicuramente difenderlo, cercare di difenderlo. Oggi proprio quest'anno sono 10 anni che sull'etichetta delle nostre bottiglie non c'è più il nome Tokai, no? E quindi la ferita è ancora aperta. Sicuramente con la Regione, col Ministero se ne sta parlando per tutelare, forse creando una DOC unica che interpreti la territorialità di questo vitigno autoctono, che potrebbe essere diciamo, la soluzione forse migliore. Qualcuno parla anche di una DOC internazionale assieme alla Slovenia, perché a un certo punto c'è anche il Brda, c'è anche la Croazia dove la ribolla viene coltivata, ma è importante tutelare, perché la ribolla gialla friulana è qualcosa che viene prodotta solamente qua, e quindi il nostro compito è solo quello di stare allerta che non succeda quello che è successo col Tokai. Per quanto riguarda il problema dell'accordo bilaterale Unione Europea e Canada, è un problema in questo momento in discussione. 251 DOP erano riconosciute fino a poco tempo fa, ma mi pare di questo accordo sono state riconosciute solamente una cinquantina, quindi ben 200 prodotti non sono riconosciuti su questo accordo, e quindi mi auguro e spero che questa attenzione porti a chi ha il compito di vigilare che non troveremo magari dei prodotti tipo Asiago, tipo Fontina o tipo San Daniele, ma mi pare che San Daniele questo è uno degli accordi che sono tutelati. Quindi il compito del Ducato è quello di vigilare affinché questo non succeda. Torno da Andrea Girolami. Nella chiacchierata che abbiamo fatto al telefono in vista di questo incontro, a un certo punto lei mi ha detto: chi è migrante ha nostalgia della propria terra, noi cerchiamo di fargli respirare l'aria di casa. Ci spieghi bene? Beh, certo, perché credo che appunto quando sono all'estero mi manca il formaggio, c'è poco da fare. Manca il prosciutto, perché si mangiano certe cose che appunto magari sono vittima di questo Italian sounding, sono cose non proprio, ecco. Mi manca il vino, ma voglio dire, ma è normale, no? Perché uno è abituato a mangiare, specialmente noi friulani che abbiamo dei prodotti così genuini, così buoni, evidentemente che non sono dannosi, no? Al nostro organismo. Dico, andiamo all'estero, ci tocca mangiare certi formaggi, certe cose che poi fa sì che il corpo ha bisogno di queste cose made in Friuli. E quindi credo che anche, ho notato anche che sia nelle visite che ho fatto a Toronto che anche a New York, che proprio c'è una memoria, c'è un DNA che ha bisogno comunque di essere rispolverata, questa memoria, che si tratti del cibo, che si tratti di qualsiasi altra cosa, c'è sempre bisogno di essere affezionati, no, alla nostra terra, e di conseguenza a tutto quello che la nostra terra produce. Voi state ragionando su un set per il frico anche? Esattamente, perché giustamente mi sembra giusto onorare. Anche lo annuncio qui, visto che l'idea mi è venuta dal telefono, tra l'altro. Quindi faremo un lamp set da frico proprio con la speranza che poi la nostalgia, e non solo la nostalgia, che lo diffondiate voi dopo in tutto il mondo, perché siete dei testimonial dei nostri prodotti. Ecco, questo passaggio che facevamo prima, no? Sul ruolo che possono avere anche come ambasciatori morali. Ma certo, assolutamente. Perché sul comunque territorio, lei ci crede? Sì, no, assolutamente, perché adesso ci sono i social network, però il social network alla fine lavora su una sorta di passaparola. Il passaparola concreto, quello che si fa faccia a faccia, magari durante una cena, per me vale molto, ha ancora il suo valore, la sua importanza, no? E quindi si sta poco poi, specialmente grande, ad avere a creare questo passaparola che poi aiuta tutti, perché ripeto, siamo tante aziende qua che abbiamo tanti legami, quindi voglio dire da una cosa all'altra si può saltare, ci si può dare una mano appunto un con l'altro, dal turismo al vino, al prosciutto, al coltello.
Paruzzi, si parlava di frico, prima abbiamo insomma citato anche quello, ma insomma nella dieta di uno sportivo di questo calibro, si intende, sono previste queste eccezioni? Non sono eccezioni. Non sono eccezioni, sì. No, questo ci piace. Non lo dico perché è presente una delle rappresentanti di eccellenza del prosciutto di San Daniele. Noi come squadra nazionale ancora oggi viaggiamo sempre, a parte quando c'è la possibilità di avere i cuochi a seguito, magari negli appuntamenti più importanti come Olimpiadi o Mondiali, ma in Coppa del Mondo c'è sempre il crudo, il parmigiano reggiano, perché è una fonte di energia molto buona per gli atleti, ma un montasio stagionato ci starebbe benissimo uguale, e anche un buon bicchiere di vino c'è sempre, sia al pasto del pranzo che della cena. Non bisogna eccedere ovviamente, però un bicchiere di vino rosso è sempre stato consigliato. Quindi insomma il segreto di certe performance insomma sta anche in quello. Ma sicuramente poi noi abbiamo la fortuna, se siamo qui, anche di mangiare cose che il Friuli produce anche sul territorio, ma non deve essere per forza il formaggio stagionato, anche una buona ricotta comunque prodotta a Ugovizza a me andava benissimo, nel senso cerchi sempre di mangiare qualcosa di sano, di genuino e che possa portarti a delle buone performance. In queste missioni all'estero, che cos'è che mancava di più di casa? Il mangiare. Davvero? Sì, sicuramente. Poi perché per noi, bene o male, anche non so, noi friulani o in generale il bar per andare a bere il caffè non esiste all'estero, non esiste il fatto di trovarti, beviamoci un caffè, beviamoci un bicchiere di vino. Se hai tutti in un fermento, in grosse città, anche nei paesi piccoli, non esiste l'incontro in un bar. E per noi mangiare un piatto di pasta semplicissimo in bianco con un po' di olio d'oliva era sufficiente per sentirti a casa. È per questo che cercavamo di avere sempre i nostri cuochi o comunque dei prodotti italiani per farci sentire a casa. A noi, ancora di più, casa nostra. Bello, anche questo è bello. Andiamo dal prosciutto, visto che tra l'altro ci avviciniamo anche a un orario interessante. Ecco, si parlava anche appunto della questione della tutela, no? Perché poi c'è la formazione che è un aspetto importante, però insomma sappiamo che il Made in Italy, proprio perché è tanto buono, proprio perché ha questa qualità, c'è tanto invidiato e in tanti insomma lo vorrebbero copiare, no? Sì, il San Daniele in realtà non ha per il San Daniele questa questione non è di fatto un problema rilevante, così come per altri prodotti quali ad esempio in particolare i formaggi, il parmigiano reggiano, il grana padano. Sicuramente esiste il cosiddetto Italian sounding e quindi l'utilizzo, lo storpiamento del nome per il San Daniele non è così rilevante. Per quanto riguarda il Canada, che è un paese molto importante, e il recente accordo del CETA per il San Daniele è un accordo molto importante perché ci consente finalmente di utilizzare il nome, di utilizzare la denominazione prosciutto di San Daniele, perché invece finora non era possibile, infatti veniva chiamato Authentic Italian prosciutto, potevamo utilizzare solo questa espressione, semplicemente perché il nome era stato registrato prima della fondazione del consorzio da un'azienda privata e quindi per la legge locale non era possibile. Quindi chiaramente una delle principali funzioni del consorzio è quella di tutelare il nome e il marchio. Ci sono stati negli anni, insomma, c'è stato negli anni molto lavoro per questo, perché poi chiaramente crea confusione, c'è il consumatore che manda la mail con la foto dicendo ma come il vostro prosciutto io l'ho mangiato e questo però non è la stessa cosa succede? Quindi insomma esiste, però questo ad esempio per il Canada è stato un passo molto, molto importante. Chiaramente bisogna sempre essere
attivi e presidiare, questa è comunque una delle funzioni importanti. Ma è vero che all'estero bisogna sempre specificare bene, insegnare come si taglia il prosciutto? Questa sì è una delle cose sicuramente che fa la differenza, perché se lo straniero non ha avuto modo di vedere, di assaggiarlo, come poi noi chiaramente il San Daniele per noi è tagliato sottilissimo a macchina, e quello è, e lì dove è così è il modo in cui si esprime meglio, poi si può tagliare anche al coltello, però insomma che passaggio, che passaggio. Però sì, ci sono come viene servito, ma come viene conservato il San Daniele, poi essendo naturale è molto delicato, sensibile, per cui va trattato bene. Per noi, per gli italiani, per i friulani chiaramente viene istintivo, normale trattarlo bene, mentre all'estero, non so, in Germania, ma non solo, ma anche nella vicina Germania, dove insomma esportiamo la maggior parte peraltro, e lo tagliano nei supermercati, spesso lo tagliano prima e lo appoggiano, non so, gli etti di prosciutto sul bancone e lo lasciano lì fino a quando finisce, all'aperto, all'aria, quindi questa sì. E di nuovo trasmettere questa cosa di persona, raccontarlo con il passaparola, chi lo conosce, o comunque anche noi per quanto possibile cerchiamo di farlo attraverso incontri o cose, far vedere come si taglia, anche perché tagliato fetta da 1 centimetro piuttosto che lasciato fuori dal frigo, eccetera, insomma perde un pochino. Diciamo un pochino. È un passaggio di nuovo sull'internazionalizzazione, torno da Liani. Tra le cose che mi ha raccontato c'è questa: quando incontro dei friulani in giro per il mondo hanno sempre dei bei ricordi della loro terra d'origine, e anche per questo, se possono, fanno tutto quello che è nelle loro possibilità per darci una mano quando siamo all'estero. Sì, è vero, cioè tutti i friulani che ho trovato in questi anni hanno sempre un bellissimo ricordo della terra, magari sono persone che sono via anche da 30-40 anni, quindi da una vita, o anche giovani che hanno i ricordi dei genitori di com'era il Friuli, magari non ci sono mai stati, e appunto ho sempre trovato una grande disponibilità nel dare il consiglio giusto, nel cercare di dare una mano, magari ogni tanto, che ne so, si sbaglia l'hotel e ti dicono no, ma guarda che la prossima volta devi andare in quello e non in quello lì che costa la metà ed è meglio. Sono tutte piccole cose che ti aiutano a girare il mondo. Per dire, sempre nel periodo in cui ho viaggiato parecchio in Canada, era un periodo in cui avevo diverse missioni, diverse iniziative in Silicon Valley, e lì in una di queste missioni, per dire, ero proprio a rappresentare il nuovo artigianato italiano. Eravamo 7 aziende assieme alla Fondazione Bassetti e siamo andati un po' a spiegare in Silicon Valley che cos'è il lavoro artigiano italiano, che è completamente diverso dal loro modo di lavorare, e ho scoperto una piccola comunità friulana non organizzata, però ho conosciuto friulani che sono in Apple, che sono in Google, che sono in tutte queste grandi aziende della digital innovation, e che generalmente si ritrovano fra di loro il fine settimana a fare il barbecue piuttosto che a cena, ed sono stati momenti veramente piacevoli. Insomma, ci sono sicuramente le ambasciate che hanno un ruolo importante, fondamentale, c'è un sistema ovviamente a livello paese che aiuta le imprese a internazionalizzarsi, però insomma quello che mi pare di capire è che anche i Fogolars nel mondo possono rappresentare un tassello interessante in questo percorso di internazionalizzazione. Secondo me per le imprese friulane possono essere un tassello in più che può promuovere quello che è il modo di saper fare le cose, perché come si diceva prima, secondo me noi abbiamo qualcosa nel DNA, cioè non sappiamo neanche spiegare perché
lo stesso prodotto fatto da un friulano o da un'altra, poi risulta diverso. È una cultura del saper fare che abbiamo dentro, che non è di facile spiegazione. Allora, torno da Antonio Zanardi Landi. Abbiamo parlato di Italian sounding, abbiamo parlato di brand. Marchio, questa espressione marchio può in qualche maniera essere associata a quanto state facendo ad Aquileia, perché ad Aquileia avete intessuto un rapporto molto importante, lo state facendo anche con le aziende, anche con le imprese. Sì, è una parte quello che stiamo facendo parte dalla constatazione che Aquileia è un qualche cosa di troppo importante per essere fine a se stessa, per essere solo un luogo di attrazione di turismo, e che per avere veramente senso deve essere sentita come propria dal tessuto produttivo friulano, dai friulani come tali, ma anche e soprattutto da chi produce, per cui abbiamo iniziato su scala locale e abbiamo ottenuto una cosa molto banale, ma che però indica un processo positivo, cioè abbiamo proposto un biglietto unico che consente di visitare cripte della Basilica, battistero, musei e a costo ridotto, e abbiamo chiesto agli imprenditori locali, ai ristoratori locali, di abbinarlo a sconti per i visitatori. Questa era una piccola cosa, ma consente al padre di famiglia di ammortizzare parte del costo del biglietto, ed è una cosa che sta andando molto bene. Lei citava i dati in un anno si è moltiplicato per 4. L'altra cosa che stiamo cercando di fare è non solo farci aiutare dalle imprese friulane chiedendo delle sponsorizzazioni, anche se sappiamo che molte volte queste sponsorizzazioni non arriveranno, ma vogliamo essere in qualche modo presenti in quello che le imprese fanno, e cerchiamo di attirarle ad Aquileia per invitare i loro clienti migliori, per fare delle convention, per fare l'assemblea di Confindustria, per fare la convention di Danieli ad ottobre, in modo da portare gente ad Aquileia, dargli voglia di visitare, non solo di fare la convention, ma anche fare in modo che l'imprenditore si senta un po' proprietario di Aquileia e del suo marchio. Certo, non possiamo pensare di fare un marchio di prodotto Aquileia, perché Aquileia non ha una produzione specifica abbastanza importante, o cosiddetto agroaquileiese, ma però di abbinare l'immagine di Aquileia con l'immagine delle grandi imprese italiane che operano nel mondo. Questo sì si può fare, e il fatto che Danieli venga da noi e si porti clienti russi, cinesi, indiani, questo è qualche cosa che noi consideriamo molto importante, perché pone le basi per cose future, pone le basi per pensare insieme, per fare insieme, per organizzare insieme. Se qui posso dire che cosa di cui non avevamo parlato, e ho davanti Adriano Luci, con Adriano Luci, presidente di Confindustria, abbiamo fatto tante cose insieme. Abbiamo iniziato quando ero a Belgrado, abbiamo continuato quando ero a Mosca, ho sempre trovato un partner molto incoraggiante. Ecco, dall'idea della proposizione di questo marchio di Aquileia e di questa idea di Aquileia, che vuol dire qualche cosa di più che un'attrazione turistica, noi potremmo, dopo una mattinata di condivisione di idee così belle, così positive, pensare a qualche cosa di pratico, cioè chiedere a Friuli nel mondo di aiutarci a fare in modo che i Fogolars siano uno strumento di proposta di Aquileia. Contattare il presidente Fogolar friulano di Waterloo o di Toronto o di Londra o di Mosca certamente ha un amico agente turistico, organizzatore di viaggi, ecco, cercare di proporlo. Certamente ha un amico preside di una facoltà di archeologia, cercare di utilizzare lo strumento dei Fogolars per far conoscere un po' più Aquileia, per far sorgere, nascere l'idea di visitarla. E questo è molto bello. Molto bello, perché
lanciare una proposta di questo tipo qui a Valvasone Arzane, ma di fatto a una platea che rappresenta un po' tutti i continenti, insomma mi pare sicuramente interessante. Allora, siamo nel giro di chiusura, farei parlare anche la professoressa, visto che c'è stato questo su Aquileia, è di fatto la prima che si è messa a disposizione, no, rispetto a questa proposta lanciata. Infatti io volevo anche agganciarmi a quest'ultima idea per dire che per esempio in genere presso le università nordamericane e quelle dove lavoro io ci sono in genere quelli che qui chiamano stage e chiamano co-op. Ci sono studenti per esempio canadesi che vengono a lavorare presso aziende italiane. Non succede con lo scambio che noi abbiamo con l'Università di Udine, però succede con uno scambio che noi abbiamo presso un'altra università. Faccio solo un esempio e ovviamente questo può essere fonte di riflessione. Una mia studentessa che ha completato un programma in italianistica ha fatto anche si è laureata in economia e commercio e aveva fatto questo stage presso la Saronno, è stata assunta dalla Saronno e è rimasta in Italia e dopo è rientrata in Canada. Questo le ha dato un bagaglio di conoscenze per cui ha fatto la promozione di tutti i prodotti locali che è impagabile. Lascio questa piccola chicca insomma a voi potrebbe essere anche questo un modo per creare una specie di collaborazione diversa tra università che possa anche essere aperta alle aziende, che magari possono favorire anche agli studenti di poter avere questo tipo di esperienza nelle aziende stesse. Grazie, allora grazie a tutti voi per il contributo che avete dato. Chiamo il presidente Adriano Luci, così facciamo un po' le conclusioni. Mi sembra che in termini di vision, questa mattina siano davvero emerse delle interessanti riflessioni. Ma io ringrazio tutti loro perché è stato veramente interessante, un bel confronto, un confronto fatto col cuore, questo sicuramente fa la differenza. Colgo con molta soddisfazione anche questa provocazione proposta dell'ambasciatore, che ringrazio, perché credo che sia un'ottima idea, quindi cercheremo di portarla avanti. Niente, grazie a voi tutti, è stato veramente bello. È stato tipicamente friulano. Abbiamo veramente parlato di cose concrete, di cose che sono venute dal cuore, abbiamo spaziato in tutti i settori, in tutti gli ambiti. Spero che voi tutti abbiate trascorso 2 ore di un'immersione nel friulano, nel nostro territorio, nelle nostre cose, nelle cose che siamo capaci di fare. Quindi vi ringrazio di cuore per aver accettato questo nostro invito.